Benvenuti, oggi è lunedì 18 settembre 2023. Il sole sorge alle 6.44 e tramonta alle 19.03. La luna sorge alle 20.48 e cala alle 8.55. Oggi è il giorno di Santa Arianna. Il nome Arianna deriva dal greco e significa casta, molto sacra, pura. Il suo numero fortunato è il 3, il colore il blu, la pietra il rubino e il metallo il rame. Il brodo di pollo è il più vecchio tra i rimedi della nonna. Non è una leggenda, il brodo di pollo rinforza il sistema immunitario e possiede ottime proprietà antinfiammatorie. Inoltre, essendo ricco di sali minerali, permette di reidratare i liquidi persi e nutre senza appesantire lo stomaco. Prepararlo è semplicissimo, fate bollire in una pentola d'acqua i pezzi di pollo con tutta la pelle, unite sedano, carota, cipolle e aglio. Compie oggi 59 anni Marco Masini, famoso cantautore e pianista. Il suo repertorio vanta classici della musica italiana, tra cui Ci vorrebbe il mare, Ti innamorerai e Bella stronza, scritti con Giancarlo Bigazzi che lo lanciò artisticamente. Soffia 52 candeline invece Lance Armstrong, ex ciclista su strada ed ex triatleta statunitense. Ha vinto per 7 volte consecutive il Tour de France dal 1999 al 2005, ma tutti i successi ottenuti dal 1998 fino alla fine della carriera sono stati revocati dopo un'inchiesta che ha accertato l'utilizzo di doping in quel periodo da parte sua e di tutta la sua squadra. Auguri infine a Laura Barriales, attrice e modella spagnola naturalizzata italiana che oggi festeggia 41 anni. Il debutto in televisione arriva nel 2006 come valletta di Carlo Conti nella trasmissione di Rai 1 Raccomandati, quindi le partecipazioni a Controcampo, Notti Mondiali e L'Isola dei Famosi come opinionista. La ricordiamo anche nel film Maschi contro Femmine. La scelta di Trieste non fu casuale, ma altamente simbolica. In una città con una forte presenza ebraica, il 18 settembre 1938, Benito Mussolini, sulla scia del consolidamento dell'alleanza con la Germania nazista, da un palco con un'enorme scritta Dux, annunciò le leggi razziali davanti a una folla oceanica e osannante. Non una sorpresa per gli italiani, bombardati da una crescente propaganda antisemita. Vi siete mai chiesti quante volte al giorno sbattiamo le palpebre degli occhi? Sembra che battiamo le palpebre circa 15-20 volte al minuto, che si traducono in 10.000 volte al giorno e più di 6 milioni di volte l'anno. Ogni ammiccamento, come viene detto in medicina, dura 3-4 decimi di secondo. E adesso guardiamo le stelle con i consigli del nostro Marco Amato. Buongiorno e buon inizio settimana ai 12. L'elegante luna in bilancia si fa viscerale spostandosi in Scorpione e dopo aver bisticciato con Plutone diventa complice e fa venire fuori, dai 12, qualcosa di nascosto. Scopriamo cosa. Ariete, sicuramente di voi viene fuori una certa insofferenza per tutta una serie di rapporti circostanziali. Avete voglia di muovervi, scalpitate, ma non trovate la stessa vibrazione intorno a voi. Non innervositevi, ma siate ancora una volta traino per tutto quello che avete intorno. Toro, la giornata oggi inizia con una luna in opposizione opposta a Giove e ad Urano. Vi potrebbe atterrire la fatica e la mole di lavoro per quello che riguarda le cose da svolgere. Non disperate e cercate di farvi aiutare da qualcuno che vi vuole bene al lavoro. Gemelli, la giornata di oggi prevede un abbandono della luna di Trigono che vi ha notevolmente ispirato. La luna vi ha chiesto di guardarvi bene intorno e di capire dove e come agire, anche in maniera interessata e opportunistica se è il caso. I gemelli devono pensare a costruire la loro carriera. Cancro, giornata oggi molto proficua, la luna diventa amica in Trigono e vi regala tutta la sua energia, essendo voi il segno della luna ne godrete appieno via agli affetti e alle passioni, amore intorno a voi. Leone, la luna vi raccomanda di frenare un po', soprattutto in amore, non siate protervi e soprattutto ascoltate un po' più il partner. La quadratura della Venere che ospitate e della luna di oggi potrebbe essere un po' tesa.
Vergine, una luna amica oggi che stimola Mercurio e che vi rende curiosi e capaci di intravedere finalmente una nuova strada. Forza, si prevede una schiarita all'orizzonte. Bilancia, la giornata di oggi vede l'abbandono della luna, quindi Marte prende campo e vi vuole di nuovo sul pezzo, attenti e assolutamente risoluti e risolutivi. Oggi una piena giornata di lavoro. Scorpione, luna amica nei vostri gradi, una luna che vi illumina, tra l'altro rafforzata da un buon rapporto con Plutone. Un Plutone che vi ispirerà moltissimo e che finalmente vi farà arrivare una buona notizia, una trasformazione, una prospettiva nuova. Sagittario, è una luna che parla di emozioni passate, è qualcosa che vi vuole sospingere ad essere un pochino più forti nel decidere che il passato è il passato e di aprire una nuova pagina della vostra vita. Capricorno, luna molto compatibile oggi, anche molto complice, quell'invincibile situazione sentimentale che per mesi vi ha reso protagonisti dello zodiaco sta per arrivare al suo culmine. Forza! Acquario, la luna oggi entra in quadratura, quindi un sottile nervosismo e un po' di intolleranza e insofferenza rispetto agli altri, distratti, un po' apatici, come se nulla vi interessasse veramente, tranne una persona. Scoprite chi. Pesci, giornata oggi con una stupenda luna di trigono che inaugura benissimo la settimana, dando forza e morbidezza al vostro Saturno e sognando con un generoso Nettuno. La forza della luna vi ispirerà e vi aiuterà a mantenere un sentimento al di fuori di dinamiche che non volete che contaminino il vostro status quo. Antena Sicilia sta preparando un contest dedicato agli appassionati come te. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata, che troverai in sovraimpressione. È il momento di far conoscere il tuo talento al grande pubblico televisivo. Solo 4 pagine stampate in economia in un loft di Manhattan. Il 18 settembre 1851 nasceva il New York Times, quello che oggi, con il suo milioni di copie vendute quotidianamente e i suoi 31 milioni di visitatori online, è il giornale più famoso del mondo. Sarà capitato a tutti di trovarsi in una situazione in cui è necessario prendersi le proprie responsabilità per qualcosa di fatto o detto. E sapete qual è l'espressione inglese perfetta per descriverla? Face the music, letteralmente traducibile con affronta la musica. Vi siete persi le ultime puntate del Manacco? Non preoccupatevi, potete sempre recuperare ogni episodio direttamente su YouTube al canale Sicilia Play. Spia russa, aristocratica ammaliatrice, malinconica e tragica, Greta Garbo è stata intrappolata continuamente in ruoli che detestava, in cui si sentiva soffocare. Il suo essere schiva, oltre misura, la caratterizzava sia nella vita che sul set, estremamente protetto e inaccessibile a chiunque, salvo che agli operatori e ai colleghi che recitano con lei. Una tenda nera intorno alla scena la protegge perennemente dagli sguardi. Persino il regista deve nascondersi dietro la cinepresa. E dagli sguardi di tutti si sottrarrà dopo il primo insuccesso nel 1941, allontanando la curiosità del pubblico, l'amore degli ammiratori e l'interesse del mondo intero per la sua figura. Ci salutiamo con la frase del giorno. Eliminare le persone nocive dalla propria vita non significa odiarle, significa avere rispetto per se stessi. Arrivederci a domani dalla vostra Naomi.